Ok. Buongiorno. Tutto ok con voi? Sì, le feste vanno bene? Sì, c'è ancora questo periodo interessante qua in Italia, no? 25 festa, 26, primo e dopo il 6 gennaio. È un periodo molto interessante che possiamo riposare e anche stare in famiglia, e questo è molto prezioso per noi. E che possiamo adesso ricordare questo che Dio fa per la nostra vita, nella nostra storia. E leggiamo qua il testo di Salmo 105. E oggi nós estaremos exultando, glorificando o nostro Dio e vivendo questa gioia con Lui. E Salmo 105 inizia con questa parola, versetto numero 3. Esultate per il suo santo nome, gioisca il cuore di quanti cercano il Signore. Cercate il Signore e la sua forza, cercate sempre il suo volto. Ricordatevi dei prodigi fatti da Lui, dei suoi miracoli e dei giudizi della sua bocca. Nós stiamo qua oggi per esultare, gioire, glorificare o nosso Signore e allo stesso tempo ricordare delle grandi cose che il Signore ha fatto nella nostra vita. La tendenza dell'essere umano è sempre un lamento, no? Stiamo bene, ma sempre c'è qualcosa che noi vogliamo creare un lamento, essere il centro di una storia. Ma la parola di Dio ci dà questo insegnamento completamente diverso. Esultare, gioire e ricordare delle grandi cose che il Signore fa o dei prodigi fatti da Lui. E quando noi ci raduniamo qua domenica è per esultare, è per celebrare, è per gioire e è per ricordare. Oggi noi vogliamo condividere un anno che finisce, ma allo stesso tempo sappiamo che 31 dicembre e 1 gennaio la vita continua. E io devo ricordare delle grandi cose del Signore in questo anno. Io devo celebrare per le grandi cose che il Signore ha fatto nella nostra vita. E il 31 noi faremo culto qua alle 12, alle 10 di sera fino a mezzanotte per ricordare e per ringraziare il Signore, perché la gratitudine deve avere sempre nei nostri cuori. Perciò oggi noi staremo qua come Chiesa, come popolo, a esultare, a celebrare, a gioire, a ricordare le grandi cose che il Signore fa, i prodigi che il Signore fa. E se noi stiamo qua oggi è perché stiamo bene. Se siamo qua oggi è perché stiamo molto bene. Stavo parlando com o meu caro amigo adesso che arriva alla vecchiaia. Eu ho chiesto a lui, ok, se tu ti senti a vecchiaia mi dà la chiave della tua barca. No, così sta molto bene. Così o caro amigo, parlo di Fulvio così perché abbiamo una bella amicizia. E così tu non sei nella vecchiaia, ancora sta guidando la barca, no? E quando ti metti la chiave con me, ok? Ok, ti ferma la barca, ok? E noi dobbiamo ricordare quante belle cose e prodigi il Signore ha fatto nella nostra vita. Perciò staremo celebrando, staremo oggi cantando e come la quinta domenica di questo mese sono i nostri ragazzi, ragazzi, c'è una non ragazza qua, ma sono i nostri ragazzi che staranno celebrando il nostro Dio oggi e staremo vivendo questo culto. Preghiamo. Nostro Padre, grazie che possiamo esultare, glorificare, gioire il tuo nome, oh Padre. Tu sei con noi. La nostra esperienza con te è stupenda, perché il nostro rapporto con te è un rapporto di amicizia, un rapporto di un figlio con padre, un rapporto di una persona che noi veramente abbiamo vicino a noi. Tu non sei un Dio che ci ha creato e ti sei allontanato da noi, anzi, tu ci hai creato e sei vicino a noi. Siamo noi che dobbiamo cercare la tua faccia, la tua presenza e vivere questa camminata con te. E grazie Padre per questo culto. Abbiamo deciso, abbiamo scelto di essere qui perché noi vogliamo, Padre, gioire, esultare e glorificare il tuo nome. Questo culto, Padre, è la nostra offerta a te e è con te, Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi, possiamo cantare, possiamo adorare, possiamo glorificare il nostro Gesù e possiamo vivere questo culto senza qua non e possiamo vivere questo culto con intensa gioia. Amen. 3, 2, 1. Posso dire il passi del mio re, riesco a sentire il suo
tocar la mia oscurità, mi libero. Sente il suo spirito chiamare. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. È ora il tempo. Posso dire un santo suono qui, annunciando il suono del grande re, rompendo ogni catene e barriere. La sua voce qui voglio sentire. Cantiamo. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me. Io sento, figlio mio, è ora il tempo di brillare. Tu sei nato per me, è ora il tempo. Mettiamo questo lino che la cantiamo. Usa noi Dio, qui siamo. Vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questo lino che la cantiamo. Usa noi Dio, qui siamo. Vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questo lino che la cantiamo. Usa noi Dio, qui siamo. Vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Questo lino che la cantiamo. Usa noi Dio, qui siamo. Vogliamo più di te Signore, il tuo amore dentro noi. Possiamo cantare assieme, dichiarare che Gesù è il nostro Signore, che Gesù è il nostro Re, che Lui ci ha conquistato, amen. Non sono solo le parole, ma è una verità che il nostro Signore ci ha lasciato. Invito a cantare assieme con me. Ah, Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò per donare una nuova storia. Mi conquistò, mi liberò per donare una nuova storia. Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò per donare una nuova storia. Gesù è il Re, mi conquistò, mi liberò per donare una nuova storia. Gesù è il Re, mi conquistò. Noi cambieremo il mondo, 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 noi cambieremo il mondo. Guarda il nostro Signore. La prossima canzone che dobbiamo cantare è una canzone nuova,
quindi vi invito a provare con noi un piccolo pezzo di questa e così cantiamo assieme. Ma è una canzone bellissima che parla sulla fiducia che dobbiamo avere nel nostro Signore, la fiducia che dobbiamo avere in Gesù Cristo. Cioè, parla un po' della storia di Pedro quando era nella nave e quando c'era la tempesta, la pioggia, c'era quello clima brutto lì, quella situazione difficile. In quel momento lui ha guardato Gesù Cristo che era lì sopra le acque. E lui era sopra le acque, lì era un miracolo, uno dei più belli che abbiamo sentito. È interessante che in quel momento lì, che Gesù era sopra le acque, la tempesta era ancora lì, la pioggia c'era ancora, il vento forte era ancora lì. E Pedro ha guardato Gesù e ha provato di andare sopra le acque e è riuscito, ha camminato sopra le acque. Però nonostante che hai smesso di guardare Gesù Cristo, iniziare a guardare che c'era una pioggia brutta, che c'era un clima brutto, che c'era il vento forte, lui ha iniziato proprio a andare dentro delle acque. E questa è la nostra vita. Quando guardiamo Gesù Cristo, quando Lui è il nostro obiettivo, lì facciamo tutto che è la Sua volontà. Lì viviamo una vita proprio piena dello Spirito Santo, piena di grazia. E quando iniziamo a guardare magari le situazioni brutte, iniziamo a guardare intorno, a vedere che c'è un mondo che casca, che c'è una pioggia che è forte, un vento che è forte, lì perdiamo fuoco. Quindi secondo me è bellissima questa canzone che parla sulla fiducia che dobbiamo avere nel nostro Signore. Che il vento soffierà forte, la tempesta viene brutta, ma dobbiamo avere la fiducia nel nostro Signore, amen? Perché Lui è il nostro Dio. Ah sì, è vero, mi avevo dimenticato. Cantiamo il ritornello della canzone così quando arriva il ritornello cantiamo tutti assieme. Amen? Il ritornello è così. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. Cantiamo assieme. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. Proviamo solo la Chiesa. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Molto semplice, molto bello e molto potente. Quindi, quando arriva il ritornello, possiamo cantare assieme. Amen? Amen. Il vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Il vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, io guardo il tuo amore. l'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Sentiamo il vento
vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, guarda il tuo amore. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Dentro al nostro cuore l'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Solo la Chiesa cantiamo. L'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Amen, lodiamo il nostro Signore, che Lui è degno di lode e di adorazione. Amém. Nella tua presenza, Signore, noi ti lodiamo e noi ti ringraziamo e noi gioiamo perché l'allegria che viene da noi, che la nostra allegria viene da te, Signore, e la nostra e che noi siamo qui con nella tua presenza, Signore, e ti lodiamo e ti ringraziamo ancora di più per quello che fai, per quello che sei nelle nostre vite. Gioiamo nella presenza del Signore. In tua presenza siamo riuniti qui, il tuo viso contempliamo e arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta, ora brilla e sempre forte brillerà, per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode contempliamo e arrendiamoci a te, poiché un dì la tua morte ci portò la vita e donò completo accesso al cuore del Padre. Il velo che separava mai più separerà, la luce una volta spenta,
forte brillerà per adorarti e rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo Cantiamo assieme. rendere grande il tuo nome, dare la lode che a te è dovuta. Siamo riuniti qui, siamo riuniti qui, siamo riuniti qui. Chiesa, noi crediamo in un Signore, in un Dio che è capace di cambiare tutta l'atmosfera, in un Dio che è capace di cambiare tutti i problemi che abbiamo, cambiare la nostra mente, cambiare il nostro cuore. Questo è il nostro Dio, un Dio grande, un Dio potente, un Dio in cui noi dichiariamo il nostro amore. È un Dio meraviglioso. Per questo che siamo riuniti qui, per cantare il suo nome, per adorare il suo Santo Spirito, la sua presenza. Magari cantiamo canzoni un po' più agitate, un po' più lenta, non importa. Quello che importa è il nostro cuore. Importa se il nostro cuore è spezzato verso di Lui, importa se il nostro cuore è davanti al suo altare, perché Lui è il nostro Signore, quello che merita la nostra lode e la nostra adorazione. Siamo qui per un motivo, perché 2000 anni fa c'era un uomo chiamato Gesù Cristo che è andato in croce, cioè è andato in croce per pagare un peccato, per pagare i nostri peccati. Per questo dobbiamo dichiarare il nostro amore verso di Lui, dichiarare che l'atmosfera può cambiare a tutte le situazioni se mettiamo lo sguardo su Lui, che il nostro cuore può cambiare se dichiariamo il nostro amore verso di Lui. Lui è questo Signore, Lui è questo Dio potente, questo Dio meraviglioso e questo Dio grandioso. Vorrei invitarvi a cantare questa canzone che parla dell'atmosfera che può cambiare quando c'è lo Spirito Santo. Chi crede che lo Spirito Santo è qui oggi, questa mattina? Tutti quanti credono? Amen. Quindi possiamo cantare assieme. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Cantiamo ancora una volta. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Chiari, scendi. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci ha
incontrare il tuo amor ci avvolge. Sentiamo l'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui. È evidente, ed è evidente intorno a noi quando lo Spirito di Dio è qui. Scendi, Signore, Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. ancora scendi. Scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amor ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amor ci avvolge. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Chi riviene? Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza sia fatta la tua volontà, venga il tuo Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui. Ed è evidente, ed è
evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui, miracoli avvengono. Quando lo Spirito di Dio è qui, ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui. Grazie Signore, grazie Padre per questa lode che è tutto per te, Signore. Siamo qua, Padre, nell'ultimo culto di domenica dell'anno per lodare il tuo santo nome, per ringraziare, Padre, tutto quello che hai fatto nelle nostre vite, per ringraziare, Padre, che abbiamo un Dio potente e meraviglioso, Signore. Ti rendiamo grazie, ti rendiamo gloria, Signore, ti rendiamo lode, Padre, perché te sei grande, Padre. Ti chiediamo da continuare con noi, Signore, da parlare nelle nostre vite, da parlare, Padre, nei nostri cuori, Signore, perché, Padre, vogliamo sentire il tuo amore, vogliamo ascoltare la tua parola, sentire la tua presenza, Padre. Ti ringraziamo, Padre, perché sappiamo che tutto ciò che chiediamo qua in tuo nome, Signore, il Signore l'ha già preso in cielo, Padre. Grazie per tutto, Signore, nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Amém? Já vissuto qualche miracolo di Dio quest'anno? Prossima domenica faremo la stessa domanda. Oh, pastor, 4 giorni solo? Quanto è bello vivere un anno e vedere quello che Dio ha fatto, ricordare delle grandi cose che Dio fa nella nostra storia. E soprattutto è avere questa costanza nella camminata con il Signore. Tante volte io mi preoccupo quando le persone perdono la costanza di una camminata con Dio e perdono i propositi. E eu vorrei leggere um texto hoje que é um texto de um congedo. Quando o apóstolo Paulo estava dizendo, tchau, tchau, mi sto andando via. Era a parte finale della storia di Paulo. E quando finisce um ano, eu devo pensare anche come è andato questo anno per me. Come è stata la mia esperienza con il Signore? Come è stata la mia storia, la mia camminata? Perché come abbiamo parlato all'inizio, 31 dicembre, 1 gennaio, lo stesso non cambia praticamente niente. Ma quanto è bello fare una autovalutazione della nostra vita per vedere come è stato quest'anno e come sto finendo un anno. E finire bene è molto importante. Leggiamo questo brano, questa storia di Paolo, 2 Timoteo 4, 4-8, che dice così. Quanto a me, sto per essere offerto in libazione. Il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa. Ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Versetto 9, che cosa dice? Versetto 9? Cerca di venire presso da me. Eu sempre dico ai ragazzi, no? Se tu está cercando uma fidanzata, usa um texto bíblico per invitare questo ragazzo a stare vicino a te. Usa 2 Timoteo 4,9. Cerca di venire presto da me. Ok? È un testo anche molto romantico, no? Ma Paolo qua non stava molto romantico perché lui era nella solitudine. Cerca di venire presto da me. Perché Dema, mi avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prende Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tíquico lo ha mandato a Efeso. Nostro Padre, vogliamo condividere, ascoltare, ricevere quello che è tuo. E come abbiamo cantato questo ultimo cantico, lo Spirito Santo, che è in mezzo a noi, rivela quello che è tuo. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor.
Che cosa percepiamo in questa storia? Paolo stava dicendo ciao ciao, ma ha lasciato dei principi molto importanti per la sua vita e per noi. E una cosa che eu sempre credo, iniziare una storia è semplice, mantenere una storia è un'altra storia, ma finire bene sono pochissimi. Ossia, eu devo sapere che c'è il tempo della partenza, devo sapere che c'è il tempo che finisce, ma eu devo finire bene una storia. Eu non posso pensare che la mia vita, adesso che ho arrivato a un traguardo, basta. No, eu devo imparare a finire bene. E la nostra vita è fatta dei momenti, di fasi, ma eu devo sapere che ogni fase eu devo finire bene. Scusate parlare di Eduardo e Paulo, che sono qua, perché quando loro mi hanno cercato, pastore, possiamo dare una mano con la lode? Eu mi ricordo la frase che ho detto a loro, ok, potete iniziare, ma dovete continuare. Eu non vorrei fare un sabato, 2 sabati e dopo non c'è più niente. Questa non è una storia. Ossia, iniziare una storia, eu devo sapere che eu devo perseverare in questa storia, essere costante in questa storia, eu non posso mai mollare. Iniziare è molto facile, facciamo adesso un incontro, un evento, e è finito l'evento e ciao. Nós estamos criando uma história, nós estamos criando dei fatti, nós estamos vivendo de sequência dei fatti. E é ali que eu devo inserir, ou seja, eu não posso prendere una responsabilità e dopo abbandonare. Eu devo essere constante, e la costanza che mi porta a vedere dei fatti importanti. Perciò finire una corsa è una grande sfida. E è quanto bello finire bene. Perché le ultime impronte che tu hai lasciato, le ultime orme che tu hai lasciato, è quello che continueranno nella storia. Perciò iniziare una storia è facile. E noi vediamo nei personaggi biblici della Bibbia che vediamo tanti personaggi che hanno iniziato bene e hanno finito malissimo. Chi si ricorda di uno? Ha iniziato molto bene, un che è classico, ma dopo la sua storia è stato un disastro. Salomone ha iniziato benissimo. E dopo ha cominciato a amare o mondo e si va Salomone. Quanti personaggi che hanno iniziato più o meno deboli e dopo si percepisce che hanno finito bene. C'era un proprio Mosè, c'era il proprio Paulo. Ossia, o bello della storia che percepiamo in loro, che hanno iniziato ma hanno finito bene. E ci sono dei principi qua che io devo sapere che sono preziosi per finire bene. È l'ultima domenica dell'anno. È l'ultimo culto dell'anno che facciamo nella domenica. Io devo sapere come è andato questo anno. Sto finendo l'anno bene o sto finendo un anno senza responsabilità, senza impegno, senza il traguardo? Come finisco questo anno? E qua Paolo ci lascia dei principi importanti. E il primo principio che lui dice sta nella seconda parola. Ho combattuto il buon combattimento. Come che si finisce bene un anno? Como que você finisce bene na história? Combatendo. Eu devo combattere. Eu non sono stato chiamato a una vita debole, una vita senza combattimento. Eu devo lottare. Dio mi ha chiamato a un buon combattimento. Quando nós ci convertiamo, entriamo in una chiesa, c'è una falsa ideia che tante volte mi preoccupa. Sembra che noi siamo convertiti e stiamo entrando adesso in un mondo celestiale dove tutti sono gli angeli intorno a noi e tutto funziona bene e non ci sarà nessun combattimento perché tutto sta funzionando. Tu já hai pensato così o solo io che ho pensato? Mi converto, ce l'ho Gesù nella mia vita, entro na chiesa e io non vedo dei fratelli, dei persone e sembra che sono tutti degli angeli, tutti perfetti in adorazione a Dio. Tu já hai vissuto questa esperienza di pensare che la chiesa sono tutti degli angeli o no? Guarda la persona a tuo fianco e tu vedrai che non c'entra niente con angelo, ok? Ossia è una persona in carne e ossa, una persona con i suoi problemi, con le sue difficoltà e che manifesta i suoi problemi e difficoltà in mezzo alla chiesa, in mezzo alla gente. Perciò noi abbiamo delle persone molto difficili, ma noi siamo stati chiamati a combattere. Noi pensiamo che tutto è perfetto. E noi dobbiamo essere serviti. Quello che mi preoccupa tante volte è vedere degli cristiani, dei credenti che vogliono soltanto essere serviti. Vengono tutti a me, io voglio essere servito a modo mio, è come io penso. No,
C'è un principio in Cristo, c'è una strada in Cristo e io devo conoscere bene questo principio di Cristo, questa strada e iniziare un combattimento e questo combattimento di portare una gente a una conoscenza di Cristo. Perciò che la nostra battaglia non è nella carne, ma contro un nemico della nostra anima. Chi ci toglie la gioia? Chi ci toglie o valore della fede? È un nemico e usa delle persone, le debolezze delle persone per portarmi a stare giù. Perciò la nostra battaglia è una battaglia grande. O problema è quando inseriamo nella nostra battaglia il nostro sforzo e il nostro pensiero di quello che è giusto o quello che è sbagliato. E noi cominciamo a perdere l'energia e perdiamo la strada e perdiamo l'animo di servire al Signore. Quante volte noi abbiamo perso l'animo di servire al Signore dentro di una chiesa? Quante volte abbiamo perso l'animo di servire al Signore in una comunità? Quante volte abbiamo perso l'animo di stare in un culto di adorazione al Signore? Una coisa que me preocupa é quando a gente não viene em chiesa per adorare o Signore. Eu penso, ma cari, dove è la tua fede? Dove è la tua esperienza con Cristo? O luogo di adorazione è qui. Ah, ma io adoro a casa. Questa è una scusa di qualcuno che non vuole combattere o bom combattimento e stare in mezzo alla gente in un'adorazione. Quando que eu posso vivere una esperienza di questa mattina in adorazione se eu não sono qui? Quando eu posso vivere uma experiência de adoração é quando estou em mezzo alla gente, ao popolo di Dio. Culto di Natale, abbiamo iniziato o culto ricordando i re e i magi che sono andati da Gesù e loro hanno fatto una strada lunga per fare che cosa? Adorare a Gesù. Quel culto c'era due persone che hanno fatto 700 chilometri per essere qua con noi. 700 chilometri, andata e ritorno. Tu puoi immaginare? Perché loro volevano adorare il Signore in mezzo alla gente. Ossia, io non posso perdere questo combattimento di combattere per stare in un'adorazione al Signore. E tante volte il combattimento è contro me stesso. I miei concetti, i miei principi sono queste cose che distruggono la mia gioia. O problema è quando eu comincio a inserire la mia vita più alta della mia fede. Per arrivare ao bene ao fine di anno, eu devo imparare a combattere o bom combattimento e mantenere salda la chiamata che il Signore mi ha donato. Eu devo sapere che eu devo combattere con le armi giuste del combattimento. Perciò Paulo affrontava dei combattimenti fortissimi. E lui ricordava sempre, e anche ricorda per noi, delle aree della vita che noi dobbiamo combattere. Qual é a área que Paulo combateva per mantenere questo principio? Era servire alla gente. Ovunque Paulo andava, estava servindo. Ovunque Paulo caminhava, estava servindo. O bom combattimento é que eu sono stato chiamato a essere un servo. Servo non ha diritto dei privilegi. Servo serve. Perciò l'altro combattimento che Paulo manifestava è mantenere l'unità del popolo di Dio. E é interessante, uma das preghiere più forti di Gesù qual era? Unità del popolo di Dio. Perciò Paulo combatteva per mantenere un solo popolo, una sola gente. Tante volte noi criamo dentro di nostra chiesa dei gruppetti quando percepiamo io non sono inserito nella un solo popolo, una sola gente, nell'unità della chiesa. E la preghiera che Gesù fece, in modo che tutti siano uno. Come tu, ó Padre, sei com me. E Paulo combateva pell'unità del popolo di Dio. Perciò Paulo combatteva a predicare il Vangelo in mezzo alla persecuzione. E quanto più era perseguitato, più lui predicava il Vangelo. Paulo combatteva per mantenere la santità del suo popolo. E perciò che Paulo usava delle parole fortissime per mantenere la santità del suo popolo. Eu já ho detto a voi tante volte, se c'è un personaggio che io non volevo che fosse mio pastore, era l'apostolo Paulo. Potete immaginare se Paulo fosse mio pastore, mas já aveva preso il mio orecchio diverse volte. Caio, basta, perché tu sei così, e vieni qua. E quante volte noi cominciamo a vedere e leggere le parole di Paulo e pensiamo, sembra che io sono lì. E Paulo está me correggendo adesso, está combattendo per portarmi alla santità. Se Paulo fosse o pastor qua,
quale parola lui poteva usare con la tua storia, con la tua vita oggi? Quante tirate di orecchie faceva nella nostra vita? E noi dobbiamo fare questo come pastori? Ah, ma nessuno mi guarda, nessuno mi vede. E Paulo diceva, vá servire o Signore e basta con questo mimimi, com questa debolezza fragile spirituale. Tu sei grande nella fede, tu devi cominciare a combattere i principi e valori in mezzo alla persecuzione e sapere o prezioso senso di servire o Signore nella sofferenza. Io sono perseguitato, io non sono in questo gnè. Io sono qua per combattere e servire e soffrire per questa causa. Paulo combatteva contro falsa doutrina. Paulo combatteva perché voleva vedere la crescita della Chiesa e vedere la gente che lo amava e amava o Signore. Era questo. Noi abbiamo oggi una generazione troppo debole spiritualmente, una generazione oggi che preferisce o momentaneo, una generazione oggi che perde tante battaglie spirituali perché non combatte. Noi abbiamo una generazione molto debole. Noi abbiamo oggi dei ragazzi, dei giovani soprattutto, che non hanno imparato il senso di combattere e servire e soffrire per una causa. La nostra generazione oggi eu comincio a preocupar-me se já é pronta per resistere una battaglia spirituale. È una generazione fragile che non riesce a sopportare un no, una parola difficile. È una generazione molto fragile oggi. E Paulo, com questa generazione, prendeva delle orecchie e dice, vá combattere o bom combattimento. 2 Timóteo 4, 1 a 5, dice così, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno, predica la parola, insiste in ogni occasione favorevole, convinte, rimprovera, exorta com ogni tipo de ensinamento e paciência, perché infatti verrà o tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. E distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze e svolge o compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministério. Quando si è sparso negli ultimi 10-20 anni nel mondo YouTube, tanti predicatori, eu comincio a percepire tanti credenti che preferiscono ascoltare o predicatore questo, o predicatore quello, ossia voglio ascoltare quello che loro desiderano e non la parola del Signore. Comincio a dare ascolto alle persone, ma non la purezza, la potenza, la grandezza della parola del Signore. É quello che Paulo stava preoccupato lá, per prurito di udire, si cerca di maestri in grande numero, secondo le proprie voglie. E hoje nós começamos a inserir a nossa vontade dentro de uma história e vogliamo vivere dentro do meu concetto, la Chiesa come io penso, o mondo come io penso, e não é così. É como Cristo te ensina, o princípio de Cristo, é lì que é a potência de Dio, é lì que transforma a minha vida. Tutti noi abbiamo bisogno di una scossa spirituale profonda per creare delle radici e essere saldi nella fede, altrimenti siamo bambini. Perciò noi dobbiamo essere uomini di guerra e vittoriosi, cristiani di battaglia e vittoriosi. Dio non ci ha chiamato a una pigrizia spirituale e neanche a una fragilità spirituale. Hoje, tante volte mi preoccupo che io non posso usare questa frase, questa parola, perché io posso offendere un fratello e una sorella. Dove è quella generazione che deve essere pronta a ascoltare e a subire le parole forti per crescere e essere matura? Paulo, o bom combattimento é usar le parole forti per trasformare una generazione che era debole. E hoje nós estamos criando uma geração muito débole e estamos perdendo o princípio de combater o bom combatimento. Abbiamo bisogno di finire un anno com credenti che siano pronti a soffrire e a combattere per il Vangelo. Io non sono stato chiamato a una passeggiata. Qualche settimana fa una coppia mi ha cercato e ha detto, Pastore Caio, perché tante volte noi brasiliani qua siamo diversi dei brasiliani in Brasília?
Eu detto, Itália, Europa é pericoloso per noi, perché abbiamo un paese che è meraviglioso, stupendo, ha una natura stupenda. Ha delle montagne, Dolomiti, delle bellissime spiagge, dei borghi, delle città stupende. Qua si mangia benissimo. Qua è un bellissimo paese, è un'Europa, è un sogno di tanti brasiliani. E quando arrivano qua, la priorità cambia. Invece di stare in adorazione al Signore, io comincio a adorare la creazione di Dio. E così io non comincio a avere più quella responsabilità, perché adesso una passeggiata qua, una passeggiata là, un andare qua, un andare là. E quando eu percepisco, ho perso la base, le fondamenta della mia fede. Perciò che io vedo tanti cristiani che arrivano qua pieno di volere di fare l'opera del Signore, ma questo mondo comincia a tirare e comincia a togliere questa gioia. E questo mi preoccupa, perché dove è la base, la fede, dove è la fede salda, dov'è? Non era in Cristo Gesù, era in se stesso. Perciò tante volte mi preoccupa. Non è nessun peccato andare in Dolomiti e vedere la neve, per favore. Non c'è nessun peccato di fare un viaggio. Non è nessun problema. Ma io adoro il Creatore, non la creazione. Io adoro Cristo Gesù. Io vado di là nelle montagne, in Dolomiti, io comincio a contemplare e vedere Dio, grande Dio che ha creato. Ma io non perco la mia gioia di adorare il mio Signore. Lì non è la mia priorità è il Signore. È lì che io devo vedere questo principio. Secondo punto importante della nostra camminata di un fine anno è questa parola che Paolo dice: sarò offerto. Sarò offerto. E questa parola mi ferisce. Io penso che questa parola ferisce a tutti noi. Quando eu comincio a servire il Signore, quali saranno le conseguenze della mia vita? Io sarò offerto. È la sofferenza. É o dolore. In mezzo alle battaglie, in mezzo ai combattimenti, eu não posso aspettare glória, eu não posso aspettare riconoscimento della gente. Paulo estava sofrendo e Paulo não estava ricevendo glória umana e Paulo sapeva di questo. Io sarò offerto. Tante volte noi aspettiamo qualche riconoscimento, tante volte noi aspettiamo: ah, pastore, che bella predica. Oh, pastore, questo anno tu hai fatto una bella lavoro nell'opera missionaria. Tu sei stato un grande pastore. Non devo aspettare, non devo neanche ricevere questo. Eu devo sapere che quando sto servendo il Signore, io sarò offerto per essere un sacrificio alla gente. Perciò se eu sto aspettando un riconoscimento, nessuno mi vede, nessuno mi dà un valore. Calma, la vita non è così con Cristo. Quando sto servendo il Signore, le conseguenze io sarò abbandonato, le conseguenze io sarò escluso, le conseguenze sarà dolore profondo. È questo che Paolo stava dicendo. Perciò finire un anno bene è sapere che io ho fatto l'opera del Signore come il Signore mi ha chiamato, ma io non posso aspettare niente delle persone, io non posso aspettare niente della gente. Perciò è molto importante vedere Cristo guariva le persone, insegnava le persone, abbracciava le persone, ha portato una nuova vita alle persone, abbracciava i peccatori, faceva dei miracoli e come conseguenza Cristo è andato verso la croce. L'Apostolo Paulo insegnava, faceva dei miracoli, predicava, rischiava la vita e come conseguenza è andato in prigione. Così se tu stai servendo il Signore con fatica, non aspettare della gente un abbraccio, non aspettare della gente: ah, tu sei stato veramente bravo. Come conseguenza può darsi che tutti ti abbandoneranno. Ma non implica che io devo abbandonare l'opera che il Signore mi ha chiamato. Io sono stato a combattere il buon combattimento e sapere che le conseguenze io sarò offerto. Io sarò abbandonato. Tu sei pronto per questo? Tu sei pronto a ricevere le parole di esclusione di un momento dove tu aspettavi un riconoscimento? Noi non possiamo aspettare il riconoscimento. In nessun momento. Perciò la sofferenza o applausi, quale che tu preferisci? Essere abbandonato o una moltitudine ti applaudendo? Un rifiuto oppure la gloria umana? Un sguardo critico oppure una osservazione di approvazione? Opposizione o ovazione?
Qual é que tu preferisci? E tante volte nós preferiamo qua, ma la promessa di Cristo è qua. Io devo essere pronto a subire la persecuzione, o sguardo critico. Eu devo essere pronto a essere rifiutato. Altrimenti non sto combattendo il buon combattimento per il Signore. Perciò se la gente sta perseguitando, ringrazia il Signore. È successo con Cristo, è successo con Paolo. Ah, pastore, nessuno mi dà un'opportunità. Oh, va a servire il Signore che tu avrai una grande opportunità. Nessuno mi riconosce. Ah, e qual è il problema? Eu non sono qua per essere riconosciuto. Io sono qua per soffrire per il Signore. Perciò se noi vogliamo veramente servire il Signore, preparati per la persecuzione. Perché se eu non sono perseguitato, che opera sto facendo? Perché sto combattendo il male. E il nemico vuole distruggere il mio animo. Perciò eu devo essere pronto a raccogliere queste situazioni nella mia vita. Eu devo combattere com o objetivo de raccogliere quello che è diverso che o mundo mi insegna. Eu devo essere pronto a raccogliere le cose che o mundo mi insegna ao contrário. Eu devo essere pronto a raccogliere la sofferenza, o dolore, la persecuzione. É lì o prezioso di Cristo. É lì che eu me sento em pace. O mundo te ensina applausi, o mundo te ensina ovazioni, o mundo te ensina tante altre cose. Cristo mi insegna o contrário. Perciò quando eu comincio a servire o Signore, eu devo essere pronto a non essere riconosciuto dalla gente. Va bene così? Oh, bem, 2 persone sono pronte, ok? Ossia, e è interessante, io finisco l'anno sapendo che io sono stato responsabile a servire il Signore. Se la gente mi ha abbracciato o non mi ha abbracciato, non importa. Io ho fatto il meglio per il Signore. È il Signore nella sua gloria che mi ricompenserà. Non sono gli uomini. Ma io devo fare il meglio con il Signore combattendo con fatica. È facile stare ogni domenica qua? È facile stare sabato e domenica qua? Non è, soprattutto per le famiglie. Ma quando io faccio per il Signore, la ricompensa eterna verrà. È là nell'eternità che io aspetterò. È lì che mi va a vedere la grandezza del Signore. Perciò questo non significa che io devo mollare anche. Io devo resistere ancora di più. Soffrire per Cristo e con Cristo è un privilegio. Essere abbandonato è un privilegio. Essere rifiutato quando sto servindo il Signore è un privilegio. Essere ignorato dalla gente è un privilegio. Uscire dopo una lode o una predica e nessuno dire niente è un privilegio. Ma nella nostra carne, che cosa noi desideriamo? Ah, sei stato bravo. Oh, o diavolo vuole fare questo. Cristo Gesù no. La gloria è per Lui. E è solo Lui. 1 Pietro 4 dice, anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, wow, beate voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio riposa su di voi. Rallegratevi quando? Nella sofferenza. Rallegrate quando? Quando siete insultati. Rallegrate quando? Quando siete esclusi. Cari, finire bene un anno è sapere che come conseguenza io sarò ignorato dalla gente. È lì che devo rallegrarmi. È questo il principio biblico. Terzo punto che Paolo finisce bene nella sua storia è che lui ha conservato la fede. E qua entra o princípio forte della fede. Mantenere la fede, passare um ano combatendo, sofrendo, per mantenere o princípio più alto che è la nostra fede. Perché che eu sirvo o Signore? Perché eu credo in Cristo Gesù. Perché eu sirvo o Signore? Perché eu credo che Gesù è nato, si è diventato uomo, e dopo è andato fino alla croce e ha portato tutti i miei peccati, ha sofferto su quella croce. È lì la base della mia fede. Perciò quando la fede è la base giusta, eu non mi attengo alle circostanze della vita. Eu non guardo le circostanze. Eu guardo quello che Cristo fece per me sulla croce. È lì la mia motivazione.
Perciò è lì che io vedo adesso o ravvedimento dei miei peccati, la eterna salvezza eterna. Gesù, Filho di Dio, che è venuto in carne, o ritorno di Gesù, salvo pela grazia, não é pela opera. É lì che la mia vita va camminando. Não é mérito mio, é tudo quello che Cristo fece. É questa la base della mia fede. Tu aspetti che Cristo ritorna tra poco? Tu sei pronto e preparato? E se Jesus ritorna oggi, tchuf, tchuf, sarà così. Io mi preoccupo. Dove è la Chiesa oggi? Cristo sta ritornando e la Chiesa dove è? Dove è la Chiesa? E Cristo ritornerà così, ó, tchuc. La Bibbia dice, ó, tchuc, sarà veloce. Quando estou pensando, Cristo já é tornato, já andato, já portato alla sua Chiesa. É questa la promessa di Cristo. Io devo essere pronto e preparato, e io devo aspettare questo ritorno. È lì la base della fede. Perciò che Paulo stava dicendo, per me la morte è un guadagno. Per me la morte è un guadagno. Se Cristo viene adesso, sono pronto. La sua base era nel momento, nel posto giusto. La sua base di fede. Tu sei pronto per il ritorno di Cristo? Dove è la tua motivazione? Ebrei 12:2 dice così, fissando lo sguardo su, mio sguardo è su di Lui, non è sulla gente. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Pela gioia che gli era posta dinanzi, ele sopportou la croce, desprezando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. È lì la base della mia fede. Guardare Cristo Gesù sulla croce, soffrendo per me. Se eu não ho um sguardo verso la croce di Cristo soffrendo per me, la mia fede è debole. E nelle prime circostanze io crollo. Nelle prime difficoltà io crollo. Quando la gente non mi dà adesso un applauso, io crollo. Ma se la mia fede è in Cristo Gesù, la sofferenza sulla croce, la mia motivazione di cantare, servire, predicare, di vivere il Signore, è quello che Cristo soffrì sulla croce, io non crollo. Perché lì c'è base. Perciò, come abbiamo parlato prima, la mia preoccupazione è che abbiamo oggi di una generazione che non legge la parola, non prega, non ha entusiasmo nella parola do Signore, non cerca la parola do Signore, non vive la sofferenza di Cristo e quando esiste la prima difficoltà, crolla. Io devo avere una fede resistente per combattere e sopportare. Io devo rischiare la mia vita per Cristo. Se eu non sono pronto a rischiare la mia vita per Cristo, se eu comincio a fare dei calcoli per proteggere la mia vita, c'è qualcosa che non va bene. Finire bene un anno è sapere che la mia fede deve essere messa a rischio. È la mia vita a rischio, perché io credo alla sofferenza di Cristo. È lì la mia motivazione di vita. Perciò finire bene l'anno è sapere finire un anno rischiando la propria vita per Cristo. Io non sono qua per una vita di una passeggiata, ma soffrire con Cristo. E l'ultimo ponto che Paulo mi insegna qua in questo principio, e è molto interessante questa parte finale della storia di Paulo. Paulo si è sentito abbandonato. Sabe, quando eu estava preparando com esse mensagem, eu estava pensando Paulo ali, in una prigione, gridando che le persone potessero venire da lui. Tutti mi hanno abbandonato. Tranne Luca, che era o médico che era con lui. Tutti mi hanno abbandonato. Paulo ci insegna un principio molto importante. O quanto noi abbiamo bisogno delle persone. Quante persone sono intorno a te oggi? Quante persone sono intorno a te? Noi abbiamo bisogno. Eu devo criare amicizia, eu devo criare rapporti. Eu devo camminare con la gente. Eu devo sentire le persone intorno a me. Eu não posso essere una isola. Eu não posso vir no meu individualismo. Eu devo estar intorno alle persone. Paulo mi insegna questo principio che finire bene è stare intorno alle persone e gridare per avere le persone intorno a me. Tra poco facciamo un'altra festa di Capodanno, non so se tu farai il 31, il primo, ma quante persone saranno a casa tua? Quante persone saranno intorno a te in quel giorno di festa? Noi faremo un culto qua per stare in mezzo alle persone, perché noi abbiamo bisogno delle persone. Dica alla persona a tuo fianco adesso, non mi abbandoni per favore, non mi abbandoni, ho bisogno di te. Paulo estava gridando lá,
perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è in Galazia, Tito in Dalmácia, solo Luca è con me. Eu posso dire a Astrid, solo tu è con me. E basta che basta, no? Che bello, che amore bellissimo. Ma no, io ho bisogno delle altre persone, Astrid ha bisogno delle altre, noi abbiamo bisogno di camminare assieme con le altre. Se Paulo stava soffrendo, perché non aveva delle persone, potete immaginare noi? Tu sei uma pessoa que cerca amicizia? Solitudine é triste. Uma coisa que me preocupa tante volte é quando nós siamo dentro di una chiesa e siamo da soli. Questo è triste. Eu sono in mezzo alla gente, ma sono da solo. Eu não vorrei mai avere una chiesa no individualismo o in piccolo gruppetti. Eu vorrei avere sempre una chiesa dove si può avere veramente un amore, di servire, e existe la disposizione di abbracciare e essere abbracciato, di sopportare, di camminare assieme. E questa è la Chiesa di Dio. È questa Chiesa che dobbiamo essere. Eu não posso pensare in me. Eu não posso pensare. Eu devo morire a me stesso per dare vita alle persone. Perciò che Paolo diceva, cerca di venire presto da me. Presto da me. Prendi Marco e conducilo con te. E é interessante que Paulo e Marco, que se ricorda la storia, Paulo aveva abbandonato Marco. Paulo ha detto, con questo ragazzo io non faccio nessun viaggio. Adesso Paulo stava dicendo, porta Marco, quello che io ho abbandonato, quello che io ho lasciato, quello che io ho rifiutato, porta Marco con me, perché ho bisogno anche di Marco. Finire bene un anno è sapere che ci sono tante persone intorno a me. Finire bene un anno e ci sono tante persone che io posso servire, prendere cura, sostenere e camminare assieme. Finire bene un anno non è selezionare le persone, sono persone che Dio mi ha donato e è queste persone che io devo prendere cura. La parte finale di Paolo non era molto semplice. Lui era pronto a morire per Cristo, ma allo stesso tempo lui aveva bisogno delle persone per consolarlo. Quanto è bello quando abbiamo una persona che viene e ci consola. Quanto è bello quando viene una persona e ti fortifica. Quanto è bello quando viene una persona e ti dà tanta gioia. Quanto è bello vedere una persona che piange con noi allo stesso tempo. Quanto è bello vedere le persone che cominciano a compatire con noi. E Paulo stava gridando questo. Finire bene un anno. Io ho bisogno di Marco con me. Io ho bisogno di Luca con me. Io ho bisogno degli altri con me. Io ho bisogno di te. Finire bene un anno, io ho bisogno di avere compagnia delle persone che posso guidarmi na strada con Cristo, perché da solo non ce la faccio. Nessuno può camminare da solo. Dobbiamo avere le persone di fede intorno a noi, persone di fede. E qua un parêntese che io apro e chiuso. Le tue grandi amiche, sono veramente persone che amano il Signore? Se non sono le persone che amano il Signore, attenti. Perché ho bisogno di avere gli amici che amano il Signore. Eu devo avere gli altri amici che non amano il Signore, non ho dubbio. Ma eu devo avere di persone che amano il Signore per sostenermi, per fortificarmi, per camminare con me, in modo che io non perca la ragione della mia esistenza, della mia fede in Cristo Gesù. Io ho bisogno di queste persone. Eu non posso essere abbandonato da solo. Eu non posso abbandonare la gente. Eu devo servire il Signore con la gente. Eu devo criare dei gruppi che possano essere crescenti nel Signore e avere questa camminata con il Signore. Adorare il Signore con le persone che sono pronte a morire con il Signore. Perciò che Paolo in quel momento lì manda qualcuno con me, perché non sopporto più qua. Estou qua quasi 24 ore in questo WhatsApp, in questa internet, giocando qua, ma sono stufo di questo. Io ho bisogno di gente per stare intorno a me. Ho bisogno di gente. Meno male che Paolo non c'era il telefonino lì, no? Ma io ho bisogno delle persone. Finire bene o anno e avere le persone intorno a me. Combattere, sopportare la sofferenza, mantenere la fede e avere delle persone intorno a me. È lì che io posso dire, ho finito bene l'anno. Io vorrei finire con un ultimo messaggio.
che ho pescato ieri della predica di Samuel. Che eu já avevo finito o messaggio, ma dopo quando ho letto il messaggio messaggio di Samuel ieri, ho pensato, pesco ancora questo testo biblico. Leggiamo Matteo 5, 11 e 12. Beati voi quando vi solteranno. Beati voi quando vi perseguiteranno. Beati voi che quando loro mentendo contro di voi, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Che cosa dice dopo? Rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Ti stanno perseguitando? Beati. Ti stanno usando delle bugie contro di voi? Beati. Ti stanno facendo tante cose contro di voi? Beati, perché voi state servindo il Signore. Finire il bene anno non si può abbandonare la strada che abbiamo preso. Perciò quella promessa che ho preso, prendo questi due perché mi ricordo, quello maggio, giugno, no? Che abbiamo fatto un patto. Non si abbandona quel patto. Stiamo assieme. Chiesa, non si abbandona un patto che abbiamo fatto con il Signore. E sarete insultati, sarete perseguitati, useranno degli inganni e bugia contro di voi, ma continuate a servire il Signore. Combattere, soffrendo nella fede e con le persone intorno a voi. Preghiamo? Ti avvicina a un gruppo di persone, 3, 4, facciamo un gruppo di 5, 6 persone, non lascia nessuno da solo. Jacqueline, vieni a stare con lei qua, ok? Non lascia nessuno da solo. Preghiamo insieme adesso, un gruppo di 2 persone, 3 persone, 4 persone. Abbraccia la persona al tuo fianco e che noi possiamo pregare assieme adesso. Perché noi non possiamo lasciare nessuno da solo. Potete uscire del vostro posto, non c'è nessun peccato uscire del posto, fare un rumore con la sedia. Ok, non c'è nessun problema. Avvicinatevi. Ok, uscite del vostro... Esatto. Possiamo pregare, abbraccia le persone. Nostro Padre, essere perseguitati, subire l'ingiustizia per la tua causa è un privilegio. Finire un anno, Padre, bene, non è finire un anno senza fare niente, anzi, è combattendo con la fede in te. Ti ringrazio, Padre, il privilegio che tu ci dai di servirti. O privilegio che tu ci dai, oh Padre, di essere perseguitati, perché Cristo soffrì. Anche i profeti, come abbiamo letto, anche a noi succederà lo stesso, ma che possiamo essere saldi, pronti e preparati per questo combattimento. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Chiesa, che Dio vi benedica e che possiamo continuare assieme combattendo il buon combattimento e soffrendo. E soffrendo, perché questo è un privilegio per tutti noi. Quale canzone? Jehová? Ok. Cantiamo questa canzone, un momento di offerta, la 10ª consacrazione. Io vorrei ringraziare la Chiesa perché quando abbiamo fatto quella sfida per quella signora, carissimi, voi non potete immaginare la gioia di questa signora nel martedì, quando lei ha visto il suo conto. Lei non immaginava che potesse ricevere tutto quello della Chiesa. Abbiamo ricavato oltre a quello che era necessario. 750 euro, non è poco. E ringraziamo a Dio e ringraziamo alla Chiesa nella generosità. Grazie. E lei già è riuscita a pagare tutti i suoi debiti e sta soffrendo ancora, perché ancora c'è questa situazione della Russia, ma la Chiesa è stata presente nella sua vita, nella sua sofferenza. Facciamo un momento di offerta, di 10ª consacrazione, nostra responsabilità, e è un privilegio essere un donatore, è un privilegio di fare questo regalo, ok? Cantiamo e possiamo cantare, gioire e esultare, perché Dio sta facendo le grandi cose in mezzo a noi. Ok, 3, 2, 1 e via! Io sono grato di tutto ciò che possiedo. Tesoro più grande di questo mondo mi fu
dato in eredità eterna. Maggior prova di un amore suo profondo, la vita, allegria in ogni tempo. Ho amici, famiglia, tanti fratelli. Sono tutti qua oggi. Un Gesù, il mio amico veritiero.
Padre, ti ringrazio, Signore, per il culto dedicato a te questa mattina. Padre, ti ringrazio per la tua presenza. Ti ringrazio per ogni persona che è qui oggi, Padre. Ti chiedo di benedire le loro vite. Ti chiedo che tu possa darci un 2025 nella tua presenza, Signore, che tu possa davvero quest'anno, quello che rimane, il prossimo anno, tu possa rinnovare ogni cosa dentro di noi, che tu possa cambiare, Padre, quello che c'è da cambiare, che tu possa fare grandi cambiamenti nelle nostre vite, Signore, che davvero noi possiamo continuare la nostra vita con la voglia di lodare te, con la voglia di adorare te e portando la tua parola, la tua presenza in ogni luogo in cui andiamo, Signore. Ti ringrazio per tutte le offerte che sono state date in questo momento, Signore, per il modo in cui è stata aiutata una nostra sorella, Padre, ed è da questo che le persone vedranno che ci sei tu in noi, Signore. E io ti ringrazio per questo amore fraterno che abbiamo tra di noi, Signore, per questa unione che solo tu puoi unirci in questo modo, puoi unire così tante persone diverse, Signore, in un sol corpo, Padre. Ti ringrazio per questa cosa così preziosa che ci dai, Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Amen, Signore. Potete accomodarvi? Ok, sono gli avvisi. Quali sono? Capodanno, non dimenticare. Culto di Capodanno comincia alle 22, finisce alle 24. E a 01 já estaremo qua anche mangiando. Portate qualche piantanza salata, ok? O dolce, ma soprattutto salata, ok? E che possiamo rimanere qua un bel tempo. Ci saranno dei giochi, ci saranno di qualche rappresentazione di teatro. Faremo qualcosa speciale in quella giornata, ma ci sarà un culto soprattutto di ringraziamento al nostro Dio. Staremo celebrando anche con la cena del Signore, ossia i ragazzi staranno facendo questo evento. Ragazzi, abbiamo bisogno di essere ragazzi uomini, ok? Che la Lisiane anche può dare un appoggio di portare i tavoli qua dentro già oggi, adesso, ok? Lisiane può pescare tutti gli uomini e ragazzi qua per portare i tavoli. 45 tavoli, insomma, no? Ok? E staremo celebrando lì il Signore Capodanno, ok? Perciò per tutti noi vogliamo stare qua assieme, ok? Baby shower sarà il 11 di gennaio alle 15:30 qua in chiesa, ok? Abbiamo due Adele è qua, no? Adele e l'altra di Conegliano Damaris sono incinta. Portare sempre un pannolino, ok? Ok, e anche una piantanza salata. Ok, avanti. Ministero sociale, chi vuole servire, offrire e portare soprattutto qualche genere alimentizio, non solo, ok? Per portare le famiglie qua, soprattutto a Villorba. Avanti. Ok, già partito. Batteria, canto, chitarra acustica e lezione di musica, ok? Potete parlare con la Jacqueline, che è qua, questa giovane qua dietro a me. Ok, gli altri avvisi, penso che basta. Ci sono calendari ancora, qualcuno se non hai preso ancora. C'è ancora quella lotteria che sarà il 4, se volete aiutare. Il ricavato è per Compassion, Porta Aperta e Bambini in Zimbabwe, ok? Dove noi stiamo sostenendo, ok? Grazie. Grazie a tutti, Dio benedica. Ma io penso che si deve continuare a cantare un'altra musica, no? Pode ser aquela número 4 che era... Non so se era questa. A prima della messaggio era? Allegria del Signore nella nostra forza. No, non era questa, no. Qui comincello. Esatto, è questa. Ok, va bene? È la richiesta del pastore come l'ultimo domenica, ok? Va bene. Possiamo stare in piedi, cantiamo e finiamo il culto oggi in questo modo, lodando il nostro Dio. E una buona domenica a tutti. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui. Dichiari che è evidente, ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui, scendi in mezzo a noi
riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amore ci avvolge. Dichiari l'atmosfera. L'atmosfera cambia quando lo Spirito di Dio è qui. Ed è evidente intorno a noi. Quando lo Spirito di Dio è qui, scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amore ci avvolge. Dichiari, scendi in mezzo a noi, riempi il cuore d'amore, il tuo amore ci avvolge. Ci riuniamo per te, per incontrare il tuo amore, il tuo amore ci avvolge. Vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Dichiari, vieni su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Su noi, Santo Spirito, con la tua presenza. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Miracoli avvengono quando lo Spirito di Dio è qui. Ed è evidente. Ed è evidente intorno a noi.
Solo Spirito di Dio è qui. E finiamo con un po' più di intensità e allegria, amen? Il vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Il vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, io guardo il tuo amore. Dichiari: l'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Il vento soffia forte, in acqua io non affogherò. Il vento soffia forte, nelle tue mani sono al sicuro. Non mi guida quello che vedo, ma seguo solo quello che credo. Non sto guardando alle circostanze, io guardo il tuo amore. Dichiari: l'allegria del Signore è la nostra forza. 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 Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Questa allegria non può mai finire. Dentro al nostro cuore la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. Chiediamo solo la Chiesa. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. Cantiamo. L'allegria del Signore è la nostra forza. L'allegria del Signore è la nostra forza. Amen, lode al nostro Signore. Buona domenica a tutti, Dio vi benedica.